Scatman's World. Veneziano, siamo su Pro Cycling Manager e come avete detto voi ragazzi stiamo a ruota di Quintana, non rischiamo, abbiamo un più 5, la voglia di vincere la tappa c'è, però a sto punto non rischiamo e siamo nella maglia rosa, quindi stiamo con il buon Quintana, se si muove lui mi muovo anch'io, quindi marchiamo, tanto è andato via Aru, il piccolo Aru se n'è andato, 14 km fioi, siamo alla 12ª tappa Imola-Vicenza. Ok, stiamo lampeggiando, siamo rossi. E ok. No, qua non serve, non scattiamo, che sono un più 5 ragazzi, ho un più 5 Comendiano. Attenzione, Quintana forse ci prova, vediamo. È che Aru se è nato, io voglio vincere più tappe possibili, cazzo, vabbè. Va bene, accettiamolo. Attenzione, Quintana se ne va. Quintana, no, ha fintato il porco. Ok, eccoci qua. Eccoci qua ragazzi. Vediamo se Aro non lo prendiamo più. Proviamo a tirare un po' perché io voglio riprendermi Aro, cazzo. Voglio vincere la tappa, porca puttana. Tanto Quintana è qua. Allora, ormai non possiamo più perdere un cazzo. Dai, ce andiamo a prendere il quinto. Ce andiamo a prendere Aru. Vai che voglio Aru. Eccoci qua, tutti insieme, appassionatamente. Perfetto. Ok. Siamo tutti qua e chiaramente questa è una tappa dove nessuno poteva scappare, chiaramente. Vediamo se portiamo a casa la quarta vittoria di tappa, sarebbe stupendo ragazzi, speriamo. Vediamo un po'. Vai, andiamo. Scatta il cume, ma c'è anche Quintana. Scatta il cume, ma c'è anche Quintana. E Veneziano con una... Attenzione. Attenzione a Uran e vinciamo noi. Quarta vittoria di tappa, signori. Con un più 5 non c'è scampo, ragazzi, per Veneziano. Speriamo di tenere l'ultima settimana, ragazzi. Speriamo, perché ragazzi c'è il cronometro. Abbiamo fatto la tappa 13, che era la tappa per velocisti. Questa simuliamola. La cronometro, insomma, pianura così, 60 km, quindi da capire. Andiamo terzi, molto bene. E abbiamo 2 minuti di vantaggio su Nairo Quintana della Qatar Airlines, ragazzi, ci siamo, Questo giro può essere nostro, ma stiamo gran numero 15 Marostica, Madonna di Campiglio, quindi giochiamo in casa nella mia seconda città. Però non siamo messi benissimo, ragazzi. Secondo me abbiamo faticato per stare nel gruppo nella penultima salita, Come date una svegliata. Quintana se ne sta andando, attenzione, come per il momento non ha uno sprint incredibile. Non devo andare avanti al mio passo. Vai Comendino. Quintana deve tentare adesso, questa è una tappa fondamentale per il giro, Non perdere qua è veramente importante. Ok, siamo rientrati anche noi, perfetto. Molto bene. Attenzione, ancora Quintana se ne va. Ancora Quintana se ne va. Io per il momento non scatto, ma stiamo al ritmo. Per il momento finché vedo Quintana non mi preoccupo, mancano 11 km di salita mostruosa. Bravo Cume, bravo. Quintana è a 20 secondi, ma siamo là. Bravo Veneziano, molto bene, molto bene. Ci stiamo stancando tanto, è vero, però... Attenzione, devo prenderlo. E dopo mantengo la posizione. Mamma mia, faccio una fatica abnorme. Siamo a pendenza del 7%, ok. Eccoci qua ragazzi, ancora, appena mi fermo un attimo Quintana riprova, chiaramente Quintana vuole dare tutto. Adesso sono cazzi però, Quintana ci sta provando ragazzi in montagna, è lui il padrone. Ai ai ai. Lui ha 84 in montagna, in montagna,
Sto tenendo ma faccio fatica. Devo riposarmi un attimo perché sennò crollo. Mamma mia, siamo a pochi, per fortuna a pochi scazzi. Se mi scatta ancora son cazzi però. Gel energetico, non prenderlo adesso, devo prenderlo. Ci siamo solo noi, il resto non esiste. Il resto non esiste. No, non mi crollare adesso, come? Non mi crollare adesso a 4 km dalla fine. No, io sono finito, ragazzi. Io sono finito. Mamma mia, qui a Campiglio. Niente, se non riesco a vincere la mia Campiglio, porca puttana. Non riesco proprio a tirare, non penso di farcela, infatti, niente da fare. Sto scoppiando, raga, sto scoppiando. 24 secondi per Quintana, può recuperare. Questo giro non è finito, l'ho già detto. Questo giro non è finito. Porca troia, oh. Siamo a 29 secondi. Eccolo qua, l'arrivo nella splendida Campiglio. Eccoci qua. Quintana a 40 secondi e va a vincere in solitaria per non un buon secondo posto. Però volevo vincere in casa mia, niente da fare. Perdo un minuto. Un minuto ho perso. Porca troia, oh. L'è dura, raga, l'è durissima sto giro. Nairo Quintana però, ripeto, c'ha un 84 in montagna e un 81. Contano tutti questi punti. Spocciami. Mamma mia, oh. Pazzesco. Arrivo a Campiglio devastante, secondi, non male, però è chiaro che se il primo era, non so, Landa andava benissimo, Urano, Aru. Però il primo è proprio Nairo, il porco di Nairo. Vediamo quelli è buoni e tutto. Un minuto e 12 di vantaggio, per fortuna teniamo ancora. Però l'è dura, ragazzi, l'è molto dura. Beh, migliori giovani solo 17 minuti di vantaggio. L'è durissima, ragazzi. Adesso abbiamo la 16ª, mamma mia. La 17ª tranquilla, 18ª. Adesso, ragazzi, allora, allora, per dare la suspense finale, vediamo. Ci spariamo la 16ª, 17ª no. E arriviamo alla 18ª, 19, 20 e 21 invece nel prossimo 40 km. Ma siamo nella salita più difficile di questa tappa. Eccola qua, ragazzi. Pinzolo, Aprica. Attenzione, qualcuno si vuole sganciare, non esiste, non esiste, non esiste. Devo stare molto attento perché Quintana può ancora farsela, no tranquillamente, di più. Devo stare al passo, non c'è nulla da fare. Mamma che salita, ragazzi, questa sì che è mastodontica. Pendenza del 12%, signori. Mamma mia, l'è durissima, l'è dura, raga, l'è dura. Adesso comincerà una selezione interminabile. Selezione al passo del Mortirolo, ragazzi. Siamo favoriti, siamo secondi nella classifica montagna e secondi in quella a punti. Se deve fare l'Atric, ciao, con l'Atric veramente, vabbè, stiamo zitti, possiamo vincere il giro intanto. Quintana è un po' dietro, attenzione, Quintana lei è un po' dietro. Grande, Mamkin che mi sta portando su alla grande. Io ho la squadra che è fortissima, che la Qatar Airlines non è scarsa, però noi siamo più forti. Mamma mia, Quintana, chissà. Dobbiamo salire al nostro ritmo. Guarda quanti spettatori, ragazzi, mamma mia. Mamma mia. Guarda Quintana, il Quintana e Veneziano, eccoli qua, l'ennesimo duello. Mamma mia, che bella sfida qui tra il colombiano e l'italiano, mamma mia che bello. Sta arrivando anche De Plus, il piccolo De Plus. Attenzione, se c'è De Plus io me la godo. Dai, comendone. Devo stare a ruota di Quintana. Ma siamo finiti però, ragazzi,
Vediamo se riesco ad abbassare un po' i giri del motore per recuperare. Vara, siamo pendenze del 10%, salita interminabile, il passo del Mortirolo, mamma mia. È una salita quasi inaccettabile. Però mi piacerebbe prendermi il traguardo del Gran Premio della Montagna, cazzo. Vabbè, calma. Noi stiamo a ruota e ce lo possiamo prendere. Mamma mia, la salita continua, De Plus. Attenzione De Plus. Non ce la fanno più, ragazzi, non ce la fanno più. Sono eroi questi, raga, sono eroi. Mamma mia. Mamma mia, attenzione, si sta un attimo staccando De Plus. Sì, De Plus non ce la fa, De Plus non ce la fa. Era veneziana e Quintana. Signori, che sfida. Signori, che bello. Signori, questo è il ciclismo. Quello vero, quello pulito. Quello cumendiano. E il Cume ci prova, il Cume vuole prendersi il Gran Premio della Montagna. Sarà durissima. Proviamoci. Il Cume scatta. Ma scatta anche Quintana purtroppo. Dai che ce lo prendiamo noi. Dai che ce lo prendiamo noi. No, non ce lo prendiamo noi un cazzo. Non ce lo prendiamo noi. Va, sto deficiente di tifoso. Vediamo se riusciamo a... Vai fuori dalle palle. Dai cazzo. E ce lo prendiamo noi. E ce lo siamo presi noi. Grande Cume. Adesso dobbiamo recuperare. Lo volevo a tutti i costi, lo volevo. Adesso dobbiamo veramente riposarci. Allora, prendiamo la borraccia. Borraccione veneziano. Guarda quanto più grossi siamo di Quintana. Questa è una super discesa, ragazzi. Però la barra... Oh, vai che ci prendiamo anche la barra gialla. Buono, buono, buono. Andiamo veloci adesso. Chiaramente, attenzione. Aspetta. Ok. Siamo là, ragazzi. Siamo sempre l'eterna sfida, raga. L'eterna sfida. Quintana veneziano. Adesso non posso sprecare la minima energia, ragazzi. Passo dell'Aprica. Mancano 11 km. Sono 11 km in salita, diciamo, la parte iniziale è la più difficile, poi un po' meno. Certo che il resto non esiste, ragazzi. È Quintana e veneziano e Quintana. Andiamo leggermente più veloci. 9 km. 9 km Quintana, anche lui sta aspettando. Non si capisce cosa, ma sta aspettando anche lui. Forse anche lui non ne ha più, speriamo. Io ho vinto 4 tappe, fino alla Quintana mi sembra 2. 5 km. 5 km. Siamo là, stanno forse recuperando un po', il gruppo 2 si stanno recuperando, ma a noi non ce ne fotte niente. Dobbiamo pensare a noi stessi, cazzo. Mamma mia. C'è una tensione indescrivibile per questa 16ª tappa. Sto tenendo tranquillamente, sono io che comando, sono io la maglia rosa. E adesso vediamo chi ne ha di più per la volata finale, ma di certo nessuno non perde nessuno dei due, né guadagno io né perde lui. Vai. Vai con lo sprint finale, ma Quintana me le dà. Quintana me le dà di santa ragione. Altra vittoria per Quintana. Porca miseria, ragazzi, che sfida. Mamma mia che tappe. Cioè, veneziano e Quintana. Recupera ancora, perché con la buono recupera ancora. Vediamo, adesso vediamo un po' la classifica. Ce la giochiamo fino all'ultima tappa, non c'è niente da fare. Nairo Quintana show, 2 vittorie consecutive. D'altronde 84, io 81, 3 punti in più che vogliono dire tantissimo a questi livelli. Terzo Amador, quindi dai, due sul podio. Beh, come squadra siamo fenomenali. Poi c'è anche Mamkin.
Buono, buono. Andiamo. Un minuto giusto. Siamo sempre là, ragazzi. Ho questo capitale di un minuto da difendere. Globale a punti, c'è sempre Nizzolo. Montagna, sempre Quintana. Va bene, dai, ho capito. L'è dura, raga. Ultima tappa per oggi. E vediamo di non rischiare niente. Ok, siamo tutti qua. Siamo tutti qua. Salita importantissima. È la più dura di questa tappa, probabilmente. Vediamo. Eh sì, poi inizia la discesona. Sì, sì, sì. Attenzione. Come... No, siamo senza borracce. No, io odio la mia squadra. Quando fa così la odio. Attenzione. Adesso rischiamo. Devo prendere in discesa e ormai in questa salita non ce la faccio più. Attenzione a Quintana che se ne sta andando. Ma porca di quella porca. Devo scattare. Bisogna scattare perché bisogna riprendere assolutamente Nairo. No, sto giro interminabile. Mamma mia, Quintana, dove cazzo è Quintana? No, siamo qua. No, siamo nel gruppo 1, quindi ci siamo. Calma, calma. Come no, non vaneggiare. Eccolo là, Quintana. Eccolo qua. Buono, buono. Ci siamo, ci siamo. Borraccia. Ce la prendiamo adesso il borraccione. Buonissimo, buonissimo. Tutto a posto, tutto regolare. Panico per nulla. Yetes, eccolo anche Yetes, c'è Formolo. Siamo tutti qua, attenzione, stiamo... No, 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 calma, calma. Ok. Questa è una salita molto impegnativa, ragazzi. Siamo in 4 per il momento. Yetes, Formolo, Veneziano e Quintana, sempre là. Quintana a sgambettare come un porco. Un minuto di vantaggio di Veneziano. Buono, cerchiamo di riusciamo a fare un po' di riposo. Tanto dopo comunque c'è tanta discesa. Questo... Attenzione, Formolo. Formolo non ce la fa più forse. Formolo si stacca. C'è anche Yedes che è nono. Comunque attenzione, Quintana chiede aiuto. No, Quintana mi dispiace, non ti fai molti amici, no. Io non tiro niente, sei tu. Sono cazzi tuoi, sono la maglia rosa, cazzo vuoi da me. Attenzione Nairo, attenzione Nairo. Però sono un po' preoccupato perché ho già la barra veramente bassa, vedo che c'è tanta discesa, però... Andiamo a prenderlo subito, non deve scappare neanche di un secondo Quintana. Può vincere le vittorie di tappa, tutto quello che vuoi. Pendenza del 10% ragazzi. È ancora qua la sfida, non c'è niente da fare, siamo noi due in questo giro. Siamo noi due. Allora, quanto manca sta cazzo di discesa, ho bisogno di prendere, di recuperare, cazzo. Attenzione Quintana sgambetta. Ma Veneziano al suo passo va avanti molto molto bene. Possiamo andare anche un attimino più veloci. Qua è una fase di studio. C'è il terzo 12 minuti ragazzi, incredibile, incredibile, giro... Ma cosa? Ma ti pare che vado a tirare io? Ma sei deficiente. Siamo noi due tanto, chi se ne frega del tirare. Ok. E adesso inizia l'ultima discesa. Eccoci qua. Le borracce ci sono, c'è tutto. Sto recuperando, però è chiaro, devo scattare prima stavolta se voglio vincere la quinta tappa, Siamo a Verbania. Devo scattare ai 3-4 km, adesso vediamo. Perché sennò con gli abbuoni cioè, comincia a darmi fastidio Quintana con gli abbuoni, Se arrivo secondo vado sotto il minuto di vantaggio. Dai Veneziano è qua che devi dimostrare che sei il numero 1. Da queste piccole cose qua. Gel energetico. Proviamoci. Devo scattare adesso, cazzo. Il Cume ci prova, il Cume ci prova, il Cume deve scattare prima. Il Cume deve scattare prima. E adesso buttano a tutto al 100%. Vai Veneziano con Quintana. Mamma mia che sfida. Forse Quintana non ce la fa, speriamo. Vai, ce la fa, 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 ce la fa. Sì!
quinta vittoria di tappa, ragazzi, mamma mia, questa è una vittoria pesantissima. Questa è pesantissima, signori. Sì, Quintana deve stare muto stavolta. Stavolta ho vinto io. Arrivo in discesa così mi ha un po' avvantaggiato che ho potuto recuperare. Bravo Kume, mamma mia ragazzi, giro leggendario comunque. Quintana è veneziano da leggenda proprio, sì sì. C'è altro da dire. Mai visto un giro così bello, lottato tappa dopo tappa da due eroi veramente. Mamma mia. Vediamo la classifica. 4 secondi ho preso, vado a 1 minuto e 4. Bene, bene, per il morale di Quintana. E a punti siamo primi. In montagna secondi. Mamma mia cosa stiamo facendo però. Mamma mia che Kume. Kume perfetto ma Quintana non molla. Raga, le prossime 3 tappe sono decisive, anzi 2. Ultime 2 tappe di montagna. Siamo ancora perfetti. Molto bene. Raga, un saluto dal Cubendone veneziano. Ciao!